La storia della resurrezione di Lazzaro. Non leggiamo tutta la storia, ma mentre trovate il passo, Giovanni 11 dal verso 41, brevemente vi voglio ricordare che Lazzaro, questo amico di Gesù che abitava a Betania, vicino a Gerusalemme, si ammala gravemente. Le sorelle mandano un messaggio al Signore che non si trovava in Giudea, si trovava lontano, a circa un paio di giorni di cammino da Betania, per dirgli: vieni perché il tuo amico Lazzaro è malato, sperando in un miracolo. Gesù faceva miracoli, guariva i malati. L'abbiamo visto guarire i malati anche sotto la tenda. Ma Gesù si trattiene un paio di giorni ancora e poi dice: adesso andiamo. Dice ai discepoli: andiamo, ma i discepoli non volevano andare perché Gesù era ricercato a Gerusalemme. Se avesse messo piede in Giudea l'avrebbero preso. Ma Gesù dice: andiamo, dobbiamo svegliare il nostro amico Lazzaro. I discepoli, come al solito, assomigliano molto a noi, non capiscono. Prima, se dorme, perché dobbiamo svegliarlo? Se dorme non c'è nessun pericolo. E Gesù dice: è morto. Ma ve lo devo proprio dire, è morto. E noi andiamo però a svegliarlo. Questa morte è per la gloria di Dio. E così Gesù si avvicina e c'è il corteo funebre, il lutto nella casa di Marta e Maria. Marta rimprovera Gesù: se tu fossi venuto prima. Maria rimprovera Gesù: se tu fossi venuto prima. E il Signore però dice qualcosa e poi compirà un miracolo straordinario. Leggiamo dal versetto 41. Giovanni 11. Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Signore, questa mattina noi vogliamo udire la tua voce. E come ci ricorda la tua parola, e ricorderemo ancora, Signore, se udiamo la tua voce, noi non vogliamo indurire il nostro cuore, perché la tua voce è una voce straordinaria, capace di cambiare ogni cosa. E questa mattina, Signore, noi ci vogliamo presentare a Te così come siamo, davanti a Te, davanti alla Tua parola, davanti alla Tua presenza, davanti alla Tua gloria. Nessuno di noi è più avanti degli altri, nessuno ha compreso cose più degli altri, Signore, ma siamo nudi e miseri davanti a Te, ma siamo davanti a colui che può ogni cosa. E ognuno di noi questa mattina, Te lo chiedo con tutto il cuore, si presenti a Te con un cuore ben disposto per udire la Tua voce. Aiutami, Signore, a condividere con i miei fratelli il messaggio che hai messo nel mio cuore. Signore, parla dal cielo, parla Tu e non un uomo, Signore, e noi vedremo la Tua gloria. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Questo messaggio è sorto nel cuore, anzi è stato formato nel cuore in questi giorni, mentre meditavo la parola, e ho fatto una riflessione che poi mi ha portato da tutt'altra parte riguardo alla resurrezione di Lazzaro. Vi vorrei dire qualcosa riguardo a come il Signore mi ha portato a vedere qualcosa di nuovo in questo passo. Pensavo all'autorità di Gesù che risuscita Lazzaro, ma questa volta pensavo nella settimana dal punto di vista di Lazzaro. A un certo punto Lazzaro era morto da 4 giorni e sua sorella Marta avvisa Gesù: Signore, non spostare la pietra, perché siamo già nello stato di decomposizione. Dopo 3 giorni
il corpo inizia a decomporsi e subito emette gas e dice Marta, egli puzza già. E chi ha testimoniato di aver dovuto aprire tombe per ricerche, indagini, ha sempre detto che l'odore sgradevole della decomposizione non si può sopportare. Lazzaro era già in stato di decomposizione e Gesù lo risuscita. E non mi era mai capitato di pensare alla resurrezione di Lazzaro nel corpo di Lazzaro. A un certo punto quest'uomo che era morto, quest'uomo che non sentiva più nulla, non aveva più vita nel suo corpo, l'anima sua si era staccata dal corpo, c'era solo il cadavere lì, c'era solo un corpo materiale, organico. A un certo punto lui era dentro la tomba con la pietra chiusa. A un certo punto il cuore di Lazzaro ha iniziato a battere di nuovo. A un certo punto il cervello di Lazzaro ha ripreso a funzionare e la mente di Lazzaro ha ripreso a formulare dei pensieri. A un certo punto Lazzaro ha sentito qualcosa muoversi e ha sentito l'impulso di aprire gli occhi. A un certo punto Lazzaro si è sentito vivo. Che miracolo! Dalla morte alla vita. Lazzaro ha ripreso a vivere. Forse ha iniziato a muovere le mani, a muovere le gambe. Sicuramente ha aperto gli occhi. Ha iniziato di nuovo a respirare. Che miracolo! Ed era nella tomba. Era nella tomba, al buio, chiuso. Questo è quello che mi era sempre sfuggito da questo brano che descrive Giovanni. Perché Gesù dice, togliete la pietra. Voglio fare un parallelo con la resurrezione di Gesù. Gli angeli tolsero la pietra, non per far uscire Gesù. Gesù era già risorto. Gesù aveva già attraversato il lenzuolo che lo avvolgeva, lo aveva attraversato con il corpo glorificato. Gesù era già andato via, ma quella pietra era stata tolta a testimonianza di quelli che sarebbero venuti. E Gesù, quando parla a Lazzaro, non dice a Lazzaro, Lazzaro recupera la vita, ma dice a Lazzaro che dentro quella tomba era già risorto. Lazzaro, vieni fuori. La resurrezione di Lazzaro c'era già stata, prima della rimozione della pietra. L'autorità, l'onnipotenza di Gesù, il Figlio di Dio, aveva fatto risorgere un morto, già decomposto. Gloria a Dio. E in tutto questo sono arrivato a vedere il verso 43. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Gesù aveva già ringraziato il Padre, aveva già proclamato la sua parola di autorità, aveva già detto quello che doveva dire perché il suo amico risuscitasse. Padre, io ti ringrazio perché mi hai esaudito. La resurrezione era già avvenuta, perché lui era lì e con la sua potenza aveva riportato in vita Lazzaro. Ma poi usa la voce e dice, Lazzaro, vieni fuori. Due cose diverse. E vorrei trasmettervi questo questa mattina, che c'è la parola di Gesù e c'è la voce di Gesù. E non necessariamente sono la stessa cosa. Noi abbiamo la parola di Cristo e possiamo ricevere attraverso la voce di Gesù,
ma può anche essere la parola che noi riceviamo mentre noi andiamo alla parola e la leggiamo e sentiamo che il Signore ci parla al cuore. O può esserci recapitata da qualcuno con un messaggio, con una lettera, e noi riceviamo la parola, ma non necessariamente è la voce, perché la voce di qualcuno, e vale lo stesso anche per il Signore, richiede necessariamente la presenza. Noi udiamo la voce. La voce ci parla della presenza di qualcuno che è vicino a noi. Quando noi ascoltiamo la registrazione di un nostro caro, noi la ascoltiamo, magari un qualche video del passato, un audio, un messaggio, qualcosa di divertente, qualcosa di affettuoso. Noi lo ascoltiamo per rivivere la presenza. È diverso. Tante volte noi mandiamo dei messaggi sui nostri dispositivi per comunicare agli altri e siamo a un certo rischio. Infatti, parentesi, fratelli, se mandiamo messaggi su WhatsApp o in qualche altro modo, mandiamoli bene, perché sono a rischio. Non cogliamo l'inflessione, il tono, se stiamo scherzando, che cosa vogliamo dire, ma la voce è diversa. La voce ci trasmette di più, ci trasmette la presenza, la volontà, l'intenzione, il sentimento, lo stato d'animo e di più. E a volte quando ascoltiamo, dicevo, qualche audio, lo facciamo anche per rivivere un po' la presenza di qualcuno che forse è lontano e lo vogliamo sentire vicino. Gesù parla, ma ancora di più ci fa udire la sua voce. Alleluia. Egli è colui che parla e la sua voce ci fa sapere che è vicino a noi, è presente e noi a poca distanza possiamo udirlo. Egli ci parla e ci fa udire la sua voce perché vuole che noi la sentiamo la sua voce, vuole che noi lo riconosciamo, vuole che noi, lo diremo tra poco, realizziamo che Lui è vicino. Lazzaro, vieni fuori, gridò a gran voce. Ma la Scrittura ci dice che la voce di Gesù è particolare. Io prego con tutto il cuore che questa mattina noi non soltanto possiamo ricevere la parola di Dio, ma possiamo udire la voce di Gesù. Perché questa voce è particolare. In tutta la Bibbia, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, se voi sfogliate le pagine, volete provare a cercare la voce del Signore, noi scopriamo che la voce del Signore Gesù è una voce potente, è una voce di autorità ed è l'unica capace di convincere il cuore. È una voce che quando parla produce un effetto straordinario. È una voce che cambia le cose. È una voce che quando gli scrittori sacri, i personaggi biblici la udirono, furono sconvolti da quello che udirono. Quando Giovanni, non nel suo Vangelo, ma nell'Apocalisse, incontra di nuovo Gesù, lo incontra glorioso e testimonia questo Giovanni di quel Gesù su cui lui poggiava la testa sul petto. Dice: il suo capo, i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace, la sua voce era come il fragore di grandi acque. Avete mai udito il fragore delle onde che vanno sugli scogli? La voce di Gesù era come il fragore di grandi acque. Non è una voce come quella che udì Elia sul monte, un suono dolce e sommesso. Ci dice la parola del Signore che quando
uomini, donne udirono la voce di Gesù, era una voce potente, potente. Anche nell'Antico Testamento qualcuno udì la voce del Signore. Per esempio Daniele ha la stessa esperienza di Giovanni e riporta di quest'uomo glorioso che lui vide, era la manifestazione del Figlio di Dio. Dice: i suoi occhi erano di nuovo come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come bronzo splendente e il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Ancora Gioele, al capitolo 2, dice: il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? La voce di Gesù è potente, è come il fragore di grandi acque, è come il rumore di una moltitudine. È una voce che chi la ode dice: chi potrà resistere a questa voce? Gesù parla, ma in particolare Gesù vuole far udire la sua voce. E quando udiamo la voce di Gesù, noi non possiamo rimanere indifferenti. Gesù ha l'autorità di manifestare la sua gloria quando pronuncia le sue parole e ci fa udire la sua voce. Quando Gesù parla, quando noi udiamo la voce di Gesù, le cose cambiano. Ci fu un tempo in cui, dice Samuele, quando riporta la sua storia, la voce del Signore era rara, la parola di Dio si udiva poco, ma una notte un giovinetto udì, non ricevette semplicemente la parola, ma udì una voce: Samuele, Samuele. Ed era una parola ben udibile, era la voce del Signore. E alla quarta volta il Signore non soltanto pronunciò di nuovo Samuele, Samuele, ma si sedette vicino al suo letto. La presenza, la voce del Signore che manifesta la sua presenza. Gesù è qui questa mattina e quando Gesù parla e ci fa udire la sua voce, Lui vuole fare cose straordinarie. Quando udì la sua voce, Lazzaro manifestò la vita che il Signore gli aveva già dato. Lazzaro, esci fuori! Esci fuori! Ti ho già risuscitato, ma devono vedere tutti che sei vivo. E il morto uscì, dice Giovanni, perché per lui era morto, non sapeva quello che era avvenuto, ma quel Lazzaro era in piedi, tutto fasciato, certo, ma era in piedi e uscì fuori. Questa mattina Gesù vuole che tu manifesti la vita che Lui ti ha dato. È per questo che vuole farti udire la sua voce. Esci fuori, esci fuori, io la vita te l'ho già data. Se odi la mia voce, tu devi uscire fuori e manifestare quello che io ho prodotto in te. Amen. Un Lazzaro già vivo udì la voce di Gesù e uscì fuori. E questa mattina, se odi la voce di Gesù, tu sei chiamato a uscire fuori. Amen. La vita che il Signore ti ha dato, la pace che il Signore ti ha dato, il perdono dei peccati che il Signore ti ha dato, Lui vuole che tu li manifesti. Esci fuori. La senti la voce di Gesù? Esci fuori. Esci fuori. E manifesta quello che io ti ho dato. C'è una storia simile, non uguale, di un'altra resurrezione. È Gesù che risuscita un giovinetto e va
a questo giovane mentre lui è nel corteo che lo sta portando al cimitero. È narrata nel Vangelo di Luca al capitolo 7. E dice la scrittura che il Signore incontrò questo corteo funebre, si avvicinò a questo giovane che era morto, era lì, la salma era lì portata dai portantini. Gesù si avvicinò, toccò la bara e i portantini si fermarono e Gesù fece udire, questa volta non a tutti, ma non avveniva neanche a Betania, ma a quel ragazzino che era morto. Dice: ragazzo, dico a te, alzati. Ma Gesù ha fatto risorgere Lazzaro senza parlare. Questa volta fa udire la sua voce a questo ragazzo che era morto. La voce di Gesù arriva ai vivi e ai morti. Questa volta Gesù parla al morto e gli fa udire la sua voce, ma l'orecchio di un morto non ode più nulla. Il timpano non vibra più. Non arrivano più le vibrazioni al cervello, non viene più elaborato il rumore e trasformato in suono distinguibile. Quello era morto, ma la voce di Gesù raggiunge anche i morti. Ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, perché udì la voce di Gesù. La voce di Gesù ci dà vita, la voce di Gesù distrugge la disperazione. Non c'era davvero più speranza per quella madre rimasta vedova e adesso anche senza il figlio, per questo corteo che era in direzione cimitero. Non c'era più nessuna speranza, quello era il corteo della disperazione, ma la voce di Gesù distrugge la disperazione, la manda in frantumi e lui riporta ogni cosa a come era prima. Benedetto sia il nome del Signore. Gesù vuole far udire la voce a chi è disperato questa mattina, a chi forse vive nella morte della disperazione. E forse nessuno di noi è capace ormai di fare più nulla. Alcuni parlano ai morti, non parlano coi morti, perché non si può parlare con i morti, ma parlano ai morti, ma i morti non possono più udire. Noi abbiamo visto scene strazianti di persone che davanti alla salma, prima che fosse chiusa, si attaccavano al cadavere, gli parlavano: perché non ti svegli? Come posso fare? E le grida della disperazione, e parlavano a queste salme che non potevano udire. Noi non possiamo dire nulla a chi è morto. E anche spiritualmente, tante volte ce la mettiamo tutta, ma nessun uomo, nessuna donna ha una voce tale da parlare a chi è nella morte, anche spirituale. Non riusciamo a far vibrare l'orecchio di chi è morto, ma la voce di Gesù sì. Ragazzo, dico a te, uomo, donna, giovane, che sei forse qui in questa sala morto spiritualmente, io non ho la pretesa di far udire la mia voce a te e al tuo cuore, ma Gesù ha una voce che dice: ragazzo, uomo, donna, dico a te, alzati. E la sua voce arriva all'orecchio. Benedetto sia il nome del Signore, che distrugge la disperazione e dà la vita. Alleluia. Conosciamo la storia di Saulo da Tarso, un uomo col cuore indurito. Ma racconta Luca che
durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù. Io sono Gesù. Questa mattina, se stai udendo la voce del Signore, Gesù ti dirà: io sono Gesù, sono io che ti sto parlando. Che tu perseguiti, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. E questo passo non ci è chiarissimo se non ci viene spiegato più avanti da Paolo stesso, che racconta la sua testimonianza, la racconta 2 volte e ci insegna anche come testimoniare. Ci insegna come testimoniare, perché se voi leggete la storia di Atti 9, Atti 22, Atti 26, è la stessa identica storia. Ci sono alcuni che la cambiano la loro testimonianza per fare colpo. A volte hanno una storia, a volte ne hanno un'altra. Fratelli, la testimonianza che il Signore ci ha dato deve essere sempre quella, perché è il tesoro grande della nostra vita. Gesù ci ha salvati in un modo ed è stato quel modo. Non cambia la nostra storia, è quella. Amen. E Paolo la racconta uguale, ma ci fa capire meglio. Dice nel capitolo 22 di Atti, al versetto 6, è lui che la racconta in prima persona. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce e caddi a terra. Non era a cavallo, forse. E udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, udirono la voce, ma non intesero la voce, dice Paolo, di colui che mi parlava. La voce di Gesù era rivolta a Saulo. E alcuni ascoltarono lì intorno, udirono che qualcuno stava parlando, forse udirono il fragore di grandi acque, forse udirono la voce, ma era come una grande moltitudine. Ma Paolo udì la voce di Gesù che era rivolta a lui. E lo riporta ancora al capitolo 26, lo racconta di nuovo la sua storia e dice: mi dedicavo a queste cose, andavo a Damasco con l'autorità, racconta di nuovo, e a mezzogiorno vidi per strada ora una luce dal cielo, già splendente più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Ancora, quella voce era in lingua ebraica, era la lingua di Paolo, perché lui la potesse udire chiaramente. Quando Gesù ti fa udire la sua voce, quando ci fa udire la sua voce, lo fa perché ha qualcosa da dirci di chiaro, di preciso. Concludo per dire che la voce di Gesù è sempre diretta e personale. La parola di Dio è per tutti, ma quando Gesù ci fa udire la sua voce è sempre diretta e personale. Molti intesero la voce sulla via di Damasco, ma quella voce era per Saulo e solo lui la intese. Il ragazzo era insieme al corteo funebre, ma Gesù gli fece udire la sua voce ed era solo per lui. Ragazzo, non dico agli altri, dico a te, alzati. E quando fu rimossa la pietra dal sepolcro di Lazzaro, la voce
di Gesù a gran voce non era per tutti, ma era per Lazzaro. Lazzaro, dico a te, esci fuori. La voce di Gesù questa mattina non è semplicemente per tutti noi, ma è per te. Quando Gesù ti fa udire la sua voce, è perché ti deve dire qualcosa di diretto e particolare. Questa mattina, se stai udendo la voce di Gesù, non tornare a casa dicendo il Signore ha parlato a tutta la Chiesa, perché se stai udendo la voce di Gesù, Gesù ti sta dicendo, figlio mio, oppure amico, dico a te. Non ti nascondere dietro gli altri, non sprofondare nella sedia in modo che nessuno incroci il tuo sguardo e tu ti confondi nella folla. Se stai udendo la mia voce, io ce l'ho proprio con te. La mia parola io la rivolgo a tutti, ma la mia voce la sente colui al quale io devo dire qualcosa di particolare. Dico a te, la stiamo udendo la voce di Gesù? Quelli che mi conoscono, dice Gesù, riconoscono la mia voce e se la riconoscono, la seguono. Amen. L'hai riconosciuta la voce di Gesù questa mattina? Perché quando Gesù parla, lo possiamo notare nei passi che abbiamo letto, ma anche negli altri. Fatela questa ricerca, questo studio biblico. La voce di Gesù, quando è stata udita, che cosa ha fatto? Ogni volta che qualcuno ha udito la voce di Gesù, Gesù ha emesso un ordine e si aspettava una risposta. Lazzaro, esci fuori. Ragazzo, dico a te, alzati. Saulo, vai a Damasco e ti sarà detto quello che devi fare. Quando udiamo la voce di Gesù, quando Gesù arriva a farci udire la sua voce chiara, diretta, particolare, personale per noi, quando prende la sua parola e la fa udire con la sua voce e ci raggiunge a tu per tu, non c'è più folla, non ci sono più gli altri, ci siamo solo noi e il Signore. La voce di Gesù ci dà un ordine e si aspetta una risposta. Gesù non fa udire la sua voce perché noi possiamo andare intorno a dire ho udito la voce di Gesù. Quando udiamo la voce di Gesù, Lui ci chiede qualcosa e si aspetta una risposta. Gesù ci chiede qualcosa. Forse scoraggio qualcuno questa mattina che dice sono io che chiedo al Signore, sono io che ho bisogno, sono venuto qui perché ho bisogno di sentire la benedizione, di sentirmi vivo, di sentirmi consolato, di sentirmi guarito, di sentirmi miracolato. Queste cose Gesù le fa anche senza far udire la sua voce. Lazzaro ce lo insegna. Ma quando Lui ti fa udire la sua voce, Lui vuole qualcosa. Ci dà un ordine. Lui può dare ordini, Lui è il Signore. Amen. E si aspetta una risposta. E se la risposta viene, la nostra vita cambia. Puoi anche non rispondere per adesso al Signore. Lo ripeto. Puoi anche non rispondere se hai udito la voce di Gesù per adesso al Signore. Il problema è che se tu non rispondi per adesso, il Dio Padre ha sovranamente innalzato il Figlio, gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome, affinché ogni ginocchio un giorno si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, ma sarà troppo tardi.
risponderemo tutti alla voce di Gesù. Ma se non rispondi adesso che la stai udendo, un giorno dovrai comunque rispondere, ma sarà troppo tardi. Gesù ci dà un ordine, ci chiede di fare qualcosa, ci chiede di uscire dalla tomba, ci chiede di alzarci dal nostro letto, ci chiede di recarci lì dove gli saranno date maggiori istruzioni a Saulo, ci chiede qualcosa e si aspetta una risposta. Quella risposta cambierà tutto. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Il passo tra i più citati dell'Antico Testamento nel Nuovo. Oggi, se udite la sua voce, se udiamo la voce di Gesù, ci sta chiedendo qualcosa. Ci sta chiedendo qualcosa. Non tornare a casa dicendo alla prossima settimana, fratello, bye bye. Gesù, se hai udito la sua voce, ti ha chiesto qualcosa, ti ha chiesto di alzarti, ti ha chiesto di uscire dall'oscurità, ti ha chiesto di muoverti in un'altra città, ti ha chiesto di fare qualcosa. Rispondiamogli e la nostra vita cambierà.